Ciao, sono Luca Gottardo e sono a Camalò, in questo bel giardinetto dell'appartamento al primo piano. Sì, avete capito bene, anche se è al primo piano, c'è un pezzo di area verde che, come vedete, è recintato e anche la sua acqua. Poi l'appartamento, appunto, è al primo piano, più una stanza al secondo, quindi 2 camere, più una terza stanza che fra poco vedremo. Qui fuori invece c'è un'area condominiale dove si può parcheggiare liberamente l'auto, diciamo che c'è un posto a ogni appartamento, e in più, scendendo la rampa, si arriva a un posto auto coperto e la grande cantina con lavanderia. Eccoci qui in appartamento. Venite che vi faccio vedere il giardino da qui, dal terrazzo della zona giorno. Che poi quest'area verde si può sfruttare in diversi modi, anche facendo l'orto come ha fatto qualche vicino, o per mettere magari un gazebo con delle sedie e mangiare all'aperto, adesso che arriva anche la bella stagione. Oppure, perché no, visto che è recintato, anche mettere un cagnolino. Invece all'interno abbiamo questa zona giorno, un spazio appunto a soggiorno con tavolo da pranzo ovviamente, dove si può vedere la televisione, e comunque sono spazi contenuti ma ben divisi. Per esempio da questa parte abbiamo la cucina. Cucina ben attrezzata anche a livello di elettrodomestici, con molti piani d'appoggio e doppio lavabo. Da questa parte si nota la caldaia, quindi riscaldamento autonomo, e volendo la cucina potrebbe essere anche chiusa, quindi separata dal resto della zona giorno in questo punto. Da questa parte invece vedete una scala a chiocciola. Seguitemi che vi faccio vedere cosa c'è di sopra. C'è una stanza che a mio avviso è geniale, perché potrebbe essere sia una terza camera, ma un magazzino, la stanza stiro, insomma lo spazio che tanti appartamenti non hanno. A mio avviso fondamentale e molto molto utile. Andiamo a vedere allora le altre 2 stanze. Questa è la camera più grande, la matrimoniale, vedete, bella grande, con le 2 finestre che fanno entrare davvero molta luce. Di qua invece, quella più piccola, la camera singola, con il suo terrazzino. E naturalmente non può mancare il bagno. Con doccia. Cosa dici? Particolare questo appartamento, eh? 2 camere ma con la stanza in più. Primo piano ma col giardino. Profuma proprio di occasione. Non fartela scappare.